ringrazio di essere qua presenti e di aver spiegato il meteo e anche il cambio dell'ora. Non è semplice uscire di casa con questo tempo. Ecco, come amministrazione, intanto ringrazio subito Don Renzo e la parrocchia di Affi per averci concesso anche quest'anno l'utilizzo della chiesa. È uno spazio che secondo noi è anche adeguato per fare questo tipo di cose. Come amministrazione già l'anno scorso e anche quest'anno abbiamo puntato molto su quello che riguarda il fare una serata un po' particolare sul tema della musica classica, musica che non si ascolta tutti i giorni, ma è comunque qualcosa di diverso da offrire a tutta la comunità. Ecco, io vi lascio direttamente allo spettacolo, scusate però il nome non me lo ricordo mai. Accogliamo con un bel applauso il gruppo, l'associazione culturale Ars Manda, l'arte da amare di Vicenza. Buona serata. Si può? Scusatemi, se da solo mi presento. Io sono... No, mica di questa qua è... Pagliacci, no? Non mi ricordo più. Benedetta della Gioia. Vieni qua, Benedetta. Buonasera maestro. Mi sono despiegato, sono diventato vecchio e ora cosa siamo venuti a fare qua? Voglio fare i suoi concerti, ma questo viaggio da Venezia, questa barca, questo tempo, ma non so maestro, non da voi. Vabbè, ti sai come che una volta si viaggiava meglio, adesso i galli all'autostrada, se va male, insomma. Anche perché il pedaggio non riuscivo a mettere scale dentro perché quei vecchi non mi ciappavano. E continuava, si prega di guadagnare la moneta, si prega di la moneta. Vabbè, allora questi, buonasera, siete qui per ascoltare la mia musica. Voi avete già capito che io sono? Un pubblico preparato. E ora lei è una mia allieva, una delle tante putte. Noi a Venezia le chiamavamo putte, erano fanciulle orfane, poi le prendevamo così come ce le lasciavano, perché una volta non erano intelligenti come sono quelli di adesso, che le mettono direttamente nei cassonetti. Una volta le mettevano in questa cassettina che poi giravano la porticina e noi le prendevamo. Poi cosa le facevamo fare? Un po' di poverette, cosa facevano? Quello che capitava. E io ho pensato, quando sono entrato a lavorare con le Grenzi, e ho pensato, perché non le facciamo suonare e studiare un po' di musica? Sì. Così poi diventano anche famose. E tutte le chiamavano, infatti, siccome io ho lavorato all'ospedale della Pietà, tutte le chiamavano, lei esempio Benedetta della Pietà, Candida della Pietà, ma perché scuola? Ho detto, facciamole chiamare con il nome dello strumento. Lei esempio ha una bellissima voce, ma suona anche, suona tanti strumenti, tutti chiamano infatti Candida della Viola, sì. Perché tessoni a viola, no? Mi sono Candida. Parta sera non tessoni a viola, te No. canti? Sì. Perché ti sentirete che voce bellissima anche a lei. Ti volevo dire maestro una cosa, che l'Anna Maria non viene stasera, sa? L'Anna Maria Madonna del violino Santissima. andrà a casa del conte Alvise a tenere un concerto. Un'altra volta. Un'altra volta. Sa, E adesso sappiamo io. mi ho trovato un bravissimo violinista. Vabbè, E se tedesco, ma insomma. sarà la mia Friedrich von... Friedrich von. Ah, boh. Ok. Boh, e ora tacchimo, cosa sapevano? Perché voi dovete sapere che non c'era la televisione nei nostri tempi. E che cosa facevano allora? Noi componevamo le opere e diventavano le famose telenovelas, no? E loro stavano lì a guardare le opere. Da dove le prendevamo? Dalla storia. Però adesso per cantare ha bisogno di un aiutante. E quindi chiamiamo Benedetta dall'opera. Benedetta, vieni qua. Dai, ecco una pausa Benedetta. Nata delle mie pute, quel quarto delle mie pute, quindi
E adesso vi faranno sentire. Cosa faremo? Faremo Ottone in Villa? Come vuoi.
Frédéric von Dresden. Sì, bravo, perché ti sei da Dresda no, te capisci niente sto qua. Cioè, che Deutsch? Perché si Deutsch, perché si Italian, e gli dialetti veneziani. No, beh, l'importante è che te suoni bene. Allora, intanto come si dice? Sit-zan. Da buon lì che... Se Foresta non è che sappia tanto l'italiana, neanche che la lingua internazionale, che ora è il dialetto, però intanto è bravo, suona bene, dopo vi fa sentire. Signore e signori, trasmettiamo ora dagli studi di AFI l'interpretazione delle 4 stagioni di Antonio Vivaldi nell'esecuzione di Benedetto della Viola, Candida Nell'Opera e Frédéric von Dresden. Presenta Antonio Vivaldi. E quando mai vi capita un'occasione del genere a voi altri? Non vi capita altro che Riccardo Muti? No, e allora adesso, tono serio. Composi queste 4 stagioni in occasione di un evento particolare, cioè volli inventare il concerto solista. Prima c'era il concerto grosso dei miei amici veneziani, Corelli, eccetera. Però era il concerto grosso, che cos'era? Era una piccola parte, un solista solitamente, che rispondeva al grosso, perché grosso in Deutsch is grande, no? Grande così, no? La musica in concerto nazionale, in file compie. E allora il compositore disse: ma perché facciamo il concertino che si oppone al concerto grosso? Facciamo che il solista, cioè quello che suona da solo, si oppone a tutta l'orchestra e addirittura detta le regole all'orchestra. E ho inventato io il concerto solista. Applausi, grazie. E una delle mie raccolte è proprio il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Cosa che sia il cimento? Cemento, No, è il cimento, non sta mettendo il cimento perché sai cosa succede. Vedete l'espressione di dialetto? Te me metti a cimento, cioè mi metti alla prova la mia pazienza. Cimento era proprio una prova.
una gara tra l'armonia da una parte e l'invenzione dall'altra. L'invenzione che cos'è? La linea melodica che voi sentirete nel violino, ma poi non sentirete solo il violino, perché ho detto che il violino si riferisce al grosso. Loro sono bravissime, fanno tutta l'orchestra e saranno il grosso dell'orchestra e risponderanno e addirittura coglieranno le suggestioni. Quali suggestioni? Beh, insomma, io ho voluto anche dare una piccola indicazione, perché come dirà più tardi, dopo di me, 250 anni dopo di me, il professor Celegato Massimo nel suo libro La protostoria del poema sinfonico spiegherà che io sono stato l'inventore del poema sinfonico, perché ho voluto usare una musica che cominciasse a essere descrittiva e narrativa. E cominciamo col primo sonetto, la primavera. Giunta è la primavera e festosetti la salutano in coro gli oggetti e i fonti al mormorare dei zeffiretti con dolce mormorio scorrono intanto. Vengono a festeggiarla coprendo l'area di nero al manto e l'ampie tuoni a festeggiar le reti. Indi i festosetti rivi al tacer di questi tornano di nuovo al loro sonoro incanto. Questa è la narrazione del primo movimento, poi vi spiego gli altri. Buon ascolto.
pace, ne passa il zampone, brava, al suon festante, danzano il pastore nel tettamento, alla lampadina di primavera, brillante. e poi la danza mitologica delle ninfe per i pastori. Nell'estate ho voluto creare invece un quadro tripartito che adesso sentirete. Inizia così. L'estate che caratteristica? Caldo, tanto caldo. Infatti adesso loro mi fanno venire talmente tanto di quel caldo, mi raccomando con te, mi raccomando con andiamo. Sotto dura stagione, dal sole accesa, langue e grezzo, langue e l'uomo
del Dio. Scioglie il cucco la voce e tosto intesa canta la tortorella, canta il cardellino. Zefiro dolce spira, ma contesa muove Borea al suo vicino. E trema il pastorello, perché sospesa vede fiera borrasca e il suo destino.
de mosche e mosconi lo stuor curioso. Pastorello all'inizio del primo movimento che teneva Piero Borasca e il suo destino? Adesso si scatena il temporale. Ah, che purtroppo i suoi timori son veri. Tuona e fulmina il ciel grandinoso, tronca il capo le spighe e i grani alberi.
Voi invece siete diventati più civili, andate a caccia tutto l'anno. Quindi, allora, vediamo il primo quadro. Celebra il villanello con balli e canti del felice raccolto il bel piacere e degli cuor di Bacco. I cuor di Bacco, verstehen? Zervin corre, trinken, per quale sarà, mia cosa che sei di cuore di Bacco. E degli cuori di Bacco, accesi tanti, uniscono nel sonno il bel godere.
l'aria temperata che dolce spira. E la dolce stagione che invita tanti e tanti un dolcissimo sonno al bel godere. Adesso le passo il messaggio. No, perché adesso io vi farò vedere come. È vero, questi versi, scusatemi, erano proprio ripetitivi, non mi sono venuti bene, ma io sono un musicista, anche se sapevo che scrivere e comporre poesie. Adesso voglio farvi sentire invece come la musica sia linguaggio universale. E quindi du stai it, non sta non muoverti, mi raccomando, fermo là. Vuoi imparare anche il tedesco, vuoi imparare? E allora adesso vi faccio sentire, con l'aiuto di queste due brave punte, cosa intendo io per armonia. E quello che intendo io per l'armonia non è quello che intendeva soltanto un compositore del Settecento, ma qual è la regola fondamentale dell'armonia. Ricordate che la parola armonia deriva dal greco armotto, che vuol dire adatto, aggiusto, perché le note si incastrano nella struttura armonica, gli accordi ad esempio, e io voglio proprio farvi sentire solo la parte dell'armonia. E voi sentirete, sono certo, chi Beethoven, chi Chopin, chi un Tchaikovsky, chi un Brahms e chi un'altra melodia molto molto nota. Ascoltiamo quindi solo l'invenzione è lì, l'armonia. Ecco.
sentito l'armonia e tutti voi avrete ricavato sicuramente un senso di pace, di ordine, di tranquillità. Ecco che cos'è l'armonia, è proprio questo. Attraverso il rispetto, perché l'armonia ha delle regole molto rigide, ma attraverso il rispetto di quelle regole e solo attraverso il rispetto di quelle regole si può raggiungere la bellezza e quindi il vero, autentico piacere. Non quel piacere personale, individuale, che non ha alcun valore, ma il piacere sublime, quello che ci uguaglia agli dei nell'armonia celeste. Ora presentiamo l'ultimo tempo. Qui mi dovete scusare perché noi nel Settecento avevamo la passione per la caccia, il divertimento dei nobili chiaramente, quindi ho dovuto rappresentarlo in modo gioioso. E vedete però i colori che uso. I cacciatori alla bella alta caccia con carni, corni, schioppi e sconfuori. Fugge la belva, le seguono la traccia. Già sbigottita dal tremor dei carni, cani e schioppi, languida minaccia di fuggire, ma oppressa muore.
devo dire che ti fai la musica a terrazze. La musica? La musica a terrazze. Tutte me che io ti suonare il piano e dopo tu devi suonare forte. Tanto è vero che perché se no fra un po' di tempo che ti dice che ti fai tutti i concerti precisi. E dopo te che fai la modulazione, che tu capisci? Il piano è forte, te che fai la modulazione. È vero, te lo insegniamo, vai. Brava, metti brava e lieve sta cosa. Anche lei brava. Anche voi si bravi, ragazzi bravi. Ma il più bravo di tutti chi che sei, lo sapevo? Chi che sei? Mi sopprete, è lui. È il più bravo di tutti, è lui. Temo che un applauso per lui. Nell'inverno ho usato anche queste assonanze, dissonanze, consonanze nelle allitterazioni. Adesso si dice agghiacciato, perché volevo proprio darvi l'idea, lo sentite che ti aggancio, agghiacciato, traneglia il genti. Sentite, questi si chiamano, a scuola vedranno, si chiamano consonanze. Ha il severo spirar torrido vento, correre battendo i piedi ogni momento e per il soverchio gel battere i denti.
e osservate le prospettive sonore che rispondono alle prospettive del testo. Fuori, immaginatevi la neve che cade sulle spalle dei passanti che cercano di evitare di cadere, e dentro quello che poi faranno il campo americano, Azumata, eccetera. Nel cinema voi immaginatevi adesso dall'esterno passiamo all'interno, siamo accanto a un focolare, ci sono le persone che tranquille passano il loro tempo, passare lì felici e contenti, mentre la pioggia fuori bagna ben c'è. A Fellini, ma chi sei? Camminare sul ghiaccio, regirsene intenti, cioè stare un attimino attenti, per timore di cadere, girsene forte e sdrucciolare e andare per terra. Non vorrete mica che vada per terra? Basti questo come invece. Poi sentir uscire, ecco la mitologia, dalle ferrate porte. Sirocco, Borea, sono nomi di venti, e tutti gli altri venti in guardia. Questa è l'inverno, ma tal che gioia porta.
salutiamo questo generoso pubblico di Affi che ne ha accolto con applausi e non coi sassi. Torneremo ancora in questo luogo meraviglioso quando avremo ancora sto pubblico caloroso. Un momento che non te fa. A barca? No, un attimo non te fa. A barca? Sì, pronto? Non da Venezia? No. Onnipotente, sì. La conoscenza in alto? Sì, abbiamo finito Onnipotente, sì. Ci manda lei la stella come l'altra volta, sì. No, che astronave che sì, ok. La stella, sì. Allora noi salutiamo il pubblico. Noi adesso, il pubblico, col saluto anche dell'Onnipotente, noi vi salutiamo, noi adesso abbiamo la stella che viene a prenderci, arrivederci a tutti.